Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Ci sarebbe il cedimento di un invaso all'origine della tragedia del Raganello. La procura indaga su questa ipotesi. Dopo l'individuazione del presunto omicida di Francesco Augeri, gli inquirenti sono sulle tracce di altri 3 ragazzi coinvolti nella rissa. Intanto i sindaci della costa lanciano l'allarme sicurezza. Scoperta dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria una piantagione di marijuana di 4,5 tonnellate. La droga sequestrata avrebbe fruttato 36 milioni di euro. Nell'ospedale di Gioia Tauro c'è un solo anestesista rianimatore, è il risultato del progressivo depauperamento che ha coinvolto il nosocomio della città della Piana. Il consigliere regionale Pedà protesta: in queste condizioni meglio chiudere. Sequestrata dai carabinieri l'isola ecologica di Girifalco, i militari hanno riscontrato condizioni igienico-ambientali non adeguate. Il commissario del Parco della Sila, Sonia Ferrari, traccia il bilancio dei risultati raggiunti in questi ultimi anni e annuncia in ottobre la visita di una commissione dell'UNESCO. Inchiesta sugli appalti Spezzatino. Il GIP del Tribunale di Cosenza ha chiesto il processo per 14 persone fra imprenditori e funzionari del municipio. Ore decisive per l'utilizzo degli stadi di Cosenza e Crotone. Al Marulla si sistema il manto erboso, attendendo l'ok della commissione di vigilanza. A Crotone il sindaco riapre lo SCIDA con un'ordinanza. Buonasera dalla redazione di Teleeuropa Network e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. In apertura torniamo sulla tragedia del Raganello, perché c'è stata una riunione operativa questa mattina a Castrovillari. Il procuratore Eugenio Facciolla ha riunito i responsabili delle varie aree di indagini per fare il punto sulla situazione. Intanto prende corpo l'ipotesi del cedimento di un invaso che avrebbe generato il fiume di acqua e fango che si è abbattuto sugli escursionisti. Una morte orribile, trascinati via e sbattuti più volte contro le pareti rocciose, investiti da una montagna d'acqua e fango alta oltre 2 metri, venuta giù dalla montagna, probabilmente, questa è la tesi su cui lavora la procura di Castrovillari, causata dalla rottura di un invaso. È chiaro che a scatenare l'inferno sia stata la pioggia caduta copiosamente sulle montagne che sovrastano il canyon, un budello lungo e stretto dai costoni rocciosi. Una trappola, insomma, per i turisti che immaginavano di trascorrere una giornata ricca d'avventura e di godere del fascino che questa zona della Calabria sprigiona. Il procuratore Facciolla prosegue con le indagini che vanno avanti spedite, sta acquisendo tutte le informazioni utili a capire che cosa è avvenuto in quei 10 minuti di inferno. Si lavora anche per capire perché, nonostante l'allerta meteo di codice giallo, non sia stata presa in seria considerazione. Tanti e troppi perché che gonfiano il fascicolo aperto dalla procura. Nei giorni scorsi sono stati sentiti i superstiti di questa terribile tragedia e ognuno di loro ha raccontato scene agghiaccianti vissute in quegli interminabili minuti di terrore. Una donna ha raccontato di essersi salvata perché è riuscita ad aggrapparsi al ramo di un albero, resistendo così alla forza devastatrice del fiume di acqua, fango e detriti che si è abbattuta sugli escursionisti. Intanto il sindaco di Civita invita a capire bene cosa è successo e soprattutto se si poteva o meno evitare. Dice ancora di aver fatto richiesta di avere i dati pluviometrici di quel giorno maledetto. Tocci dice ancora che la tragedia che ha colpito la comunità di Civita non ha bisogno di capri espiatori, ma di verità. Intanto la buona notizia è che la bambina ricoverata al Gemelli di Roma è fuori pericolo ed è stata trasferita dalla rianimazione al reparto di pediatria. L'altra notizia, un po' così, è che il Consiglio regionale discuterà della tragedia del Raganello il prossimo 12 settembre. Parliamo adesso di cronaca, perché dopo l'individuazione del presunto autore dell'omicidio di Francesco Augeri, adesso gli inquirenti stanno cercando di mettere insieme tutte le informazioni utili e necessarie per stabilire con certezza che cosa è accaduto quel tragico mattino del 22 agosto nella piazzetta Padre Pio a Diamante. È probabile che ci stia lavorando anche per l'individuazione di alcuni presunti complici, ma su questo punto la procura di Paola non conferma ma non smentisce. Di certo ne sapremo di più nelle prossime ore. Intanto vediamo il nostro servizio.
Il presunto assassino di Francesco Augeri è stato individuato. Adesso gli inquirenti sono sulle tracce di altre 3 persone che probabilmente, questa è l'ipotesi avanzata dalla procura, avrebbero avuto un ruolo in quella maledetta alba del 22 agosto a Diamante. Non è stato facile per i carabinieri di Scalea individuare chi ha pugnalato mortalmente Ciccio. Ricostruire l'accaduto in ogni suo particolare è stato un lavoro di intelligence, visto che non c'è stata la possibilità di utilizzare alcun tipo di ripresa video, atteso che le telecamere di videosorveglianza non funzionano da anni a Diamante, così come sono spente in altre città del Tirreno Cosentino. Un fatto gravissimo se si tiene conto delle migliaia di presenze di turisti che nel periodo estivo affollano la costa. L'omicidio di Francesco Augeri ha richiamato i sindaci ad un maggiore senso di responsabilità, facendo scattare l'allarme rosso. Ora si interrogano su ciò che avviene nelle città che amministrano, che in estate sono fuori controllo. Ebbene, i primi cittadini si sono riuniti e scritto una lettera d'allarme inviata alla prefettura di Cosenza, nella quale chiedono un incontro urgente con il prefetto per affrontare il problema sicurezza nelle notti della Movida. Un maggiore controllo del territorio, oltre che l'attivazione immediata del sistema di videosorveglianza da tempo non funzionante. Sarà la volta buona? Lo speriamo, perché l'istituto della prevenzione è davvero indispensabile. Adesso ci spostiamo a Reggio Calabria perché ci sono le fiamme gialle in azione alla ricerca di piantagioni di cannabis. Con l'ausilio degli elicotteri di base alla Lamezia sono state individuate 7.000 piante dalle quali si sarebbe ottenuta una quantità di marijuana che avrebbe fruttato alle organizzazioni criminali ben 36 milioni di euro. Gianluca Pasqua. Le 7.000 piante di cannabis erano già pronte per essere raccolte, lo si capisce dalla presenza delle rigogliose infiorescenze. L'intervento dei finanzieri della compagnia di merito Portosalvo ha evitato che dalle piantagioni scoperte a Roccaforte del Greco e Bovalino si ricavassero 4.500 kg di marijuana che, immessa sul mercato al dettaglio, in Calabria e non solo, avrebbe fruttato un ricavo di circa 36 milioni di euro alle organizzazioni criminali. Sono stati utilizzati anche i mezzi aerei delle Fiamme Gialle di Lamezia Terme per individuare le piante di tipo skunk, una particolare qualità ottenuta dall'innesto di diverse linee genetiche messicane, colombiane e afghane, trovate in ottime condizioni vegetative di altezze tra i 1,70 cm e i 2 metri, nascoste in fitti canneti alti anche 5 metri. Oltre alle piante è stato sequestrato il sistema di irrigazione, un impianto a goccia realizzato con tubi in gomma e temporizzatori che assicurava una perfetta irrigazione alla piantagione. Le indagini, coordinate dalle procure della Repubblica di Reggio Calabria e Locri, sono in corso nel tentativo di individuare i soggetti coinvolti e responsabili. E da Reggio a Catanzaro, dove non c'erano le condizioni ambientali ed igieniche idonee nell'isola proprio ecologica di Girifalco. Il blitz dei carabinieri e dei carabinieri forestali nella struttura, riscontrate diverse irregolarità. Gli operai lavoravano in condizioni precarie, non disponevano neanche dei servizi igienici adeguati. Sono state riscontrate diverse irregolarità durante i controlli effettuati dai carabinieri di Girifalco e della stazione carabinieri forestale all'isola ecologica di Girifalco in provincia di Catanzaro, per le quali sono stati deferiti alla competente autorità giudiziaria il titolare dell'impresa appaltatrice e il preposto responsabile della sicurezza sul luogo di lavoro. I militari hanno valutato l'andamento delle attività della struttura, con particolare riguardo ai profili della tutela dell'ambiente e della sicurezza dei lavoratori. I responsabili della struttura avrebbero omesso di vigilare sull'osservanza da parte degli impiegati delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, senza prodigarsi per limitare la loro esposizione al rischio. L'accesso dei militari ha rivelato come gli operatori non lavorassero in adeguate condizioni igienico-sanitarie. Censurabile la tenuta dello stato dei luoghi, gli impianti non erano sottoposti a regolare pulizia e non vi era la prevista segnaletica stradale di sicurezza. Il personale dell'isola ecologica non usufruiva di idonei servizi igienici, dispositivi di protezione individuali, spogliatoi dedicati e indumenti protettivi da tenersi separati dagli abiti ordinari, soffrendo inevitabilmente il contatto con un ambiente insalubre. L'intervento ha tratto le mosse dall'esigenza di contribuire al supporto dell'essenziale servizio della raccolta e del trattamento dei rifiuti in favore di lavoratori e utenti, intendendo costituire innanzitutto un'utile attività di prevenzione.
Parliamo adesso di sanità, perché nell'ospedale di Gioia Tauro c'è solo un anestesista rianimatore, il risultato proprio del progressivo depauperamento che ha coinvolto il nosocomio della città della Piana. Il consigliere regionale Pedà protesta e dice: in queste condizioni è meglio chiudere. Una nuova tegola sull'ospedale Giovanni XXIII di Gioia Tauro, infatti da ieri nel presidio non c'è più un medico anestesista rianimatore. L'unico specialista in organico al nosocomio deve astenersi per qualche giorno, come stabilito dalla legge. E malgrado le segnalazioni, l'azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria ancora non l'ha sostituito. Il Giovanni XXIII ha una storia travagliata, un tempo ospedale a tutti gli effetti, gradualmente è stato svuotato per il solito perenne ed atavico problema della sanità calabrese. In mancanza di concorsi e di nuovo personale medico e infermieristico, nella struttura sono stati chiusi uno dopo l'altro una serie di reparti che funzionavano bene, a vantaggio di quello dell'ospedale Spock di Polistena. Fino a qualche tempo fa, di rianimatori al Giovanni XXIII ce n'erano 4, poi progressivamente sono diminuiti fino al trasferimento a Polistena della sola unica collega rimasta nel reparto di pronto soccorso. Si ricorda l'ultima promessa dei vertici dell'ASP Regina, che a questo punto non sarebbe facile da definire, come una promessa da marinaio. Una visita in pompa magna nei primi giorni di luglio di vari direttori dell'azienda sanitaria, i quali avevano portato la buona notizia della riapertura di alcuni reparti, tra cui il complesso operatorio con la chirurgia in the surgery, arrivo di nuovi medici e infermieri e il potenziamento del pronto soccorso e della radiologia. Ma ancora non si è visto nessuno. Sulla carta esiste un pronto soccorso, ma come fa a reggersi se manca un medico anestesista e rianimatore? L'interrogativo in modo sferzante se l'è posto il neoconsigliere regionale ed ex sindaco della cittadina Giuseppe Pedà, componente anche della commissione sanità regionale, che ha interpellato il direttore sanitario dell'ASP Pasquale Mesiti per avere riscontri. Se così fosse, ha dichiarato amareggiato il consigliere regionale Pedà, è inutile che il nosocomio resti aperto, che chiuda e ognuno però si prenda le sue responsabilità. Adesso vediamo i nostri 100 secondi di cronaca. Il prefetto di Vibo Valentia ha nominato il dottor Sergio Raimondo commissario prefettizio del comune di Mileto. Si rende noto, è scritto nel comunicato, che il sindaco di quella città non ha provveduto a ritirare le dimissioni già presentate il 6 agosto scorso. Il commissario, nell'espletamento delle sue funzioni, si avvarrà della collaborazione di Giovanni Gigliotti, nominato subcommissario, che lo coadiuverà e lo sostituirà in caso di assenza e impedimento. Appalti pubblici assegnati alle stesse ditte. La Procura di Cosenza ha chiesto il rinvio a giudizio per 14 persone fra imprenditori, dirigenti e funzionari del comune, responsabili di abuso d'ufficio e di corruzione. Il prossimo 19 novembre dovranno presentarsi davanti al GIP. Per altre 4 persone invece è stata decisa l'archiviazione perché a margine della chiusura delle indagini hanno dimostrato la propria estraneità ai fatti contestati. 17 bare in attesa di tumulazione, dipendenti sotto organico, accade a Rende, dove parte la denuncia del Movimento 5 Stelle che punta il dito sul primo cittadino, dicendo che nonostante le promesse non si è ancora risolta l'emergenza al cimitero. Ad oggi sono pronti 75 loculi su 92 salme che devono trovare degna sepoltura. Inoltre gli attuali 3 dipendenti non riescono a sopperire al lavoro straordinario fra mille difficoltà dovute soprattutto alla criticità delle mancate sepolture. Arrestati in flagranza di reato 2 cugini già noti alle forze dell'ordine, sorpresi a saccheggiare alcuni appartamenti. I 2 dovranno rispondere di furto aggravato in concorso. Ad allertare i poliziotti della Volante di Cosenza una telefonata pervenuta alla sala operativa che segnalava la presenza in via Rendano di 2 giovani che dopo aver forzato una finestra si erano introdotti all'interno di un appartamento. I 2, dopo formalità di rito, sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima. Lasciamo la cronaca, parliamo adesso del Parco Nazionale della Sila, che ad ottobre ospiterà la delegazione dell'Unione Mondiale per la conservazione della natura, utile all'attribuzione del riconoscimento del parco quale patrimonio mondiale dell'umanità ad opera dell'UNESCO. Vediamo. Il rinnovo della Carta Europea del Turismo Sostenibile di Europark e la visita in programma nel prossimo mese di ottobre della delegazione Unione Mondiale per la conservazione della natura, utile all'attribuzione del riconoscimento del parco quale patrimonio mondiale dell'umanità ad opera dell'UNESCO. Sono questi i 2 prossimi importanti appuntamenti per il Parco Nazionale della Sila,
due nodi cruciali che potrebbero dare un'ulteriore sferzata all'impegno profuso in questi anni per l'ottenimento di riconoscimenti internazionali. Lo sforzo per far arrivare le idee dal basso, quindi questa governance dal basso, questa condivisione dei progetti, delle idee con tutta la comunità del parco, con tutti gli attori, questo secondo me è il risultato principale. È il fatto che oggi di Sila si parli tanto, abbiamo invitato tantissimi giornalisti, blogger, quindi oggi di Sila si parla tanto e si parla bene. Ecco che allora c'è stato un grande cambiamento e una vera e propria rivoluzione culturale, cioè oggi noi ci crediamo, pensiamo che effettivamente sia un territorio che può crescere, che può migliorare, che già lo ha fatto. Sonia Ferrari traccia un bilancio sul lavoro svolto fin qui, prima come presidente e poi da commissario, che ne hanno fatto apprezzare a livello nazionale e internazionale il polmone verde della nostra terra, per come tra l'altro riconosciuto dall'Assemblea della Comunità dei Sindaci del Parco. È molto difficile ottenere un riconoscimento di questo tipo, però già tutto il percorso è un grande risultato, perché tutti insieme abbiamo lavorato per portare avanti un'idea, un qualcosa in cui crediamo, uno strumento comunque di promozione, cioè già essere in tentativi list vuol dire avere promossi in maniera forte a livello internazionale il nostro parco. Ecco che allora anche la partecipazione a tanti convegni, a tanti incontri, workshop, la presentazione del parco in tante occasioni all'UNESCO, alla UCN eccetera è molto molto importante. Un'idea importantissima è quella di lavorare sulla salute, quindi far capire al cittadino attraverso i medici che un territorio come la Sila è un territorio che può favorire il miglioramento del benessere e della salute del cittadino e che quindi se ne deve fruire quasi come se fosse un presidio medico, quindi recarsi di più in Sila, recarsi di più nei parchi, fare attività all'aria aperta ci aiuta a stare meglio e a recuperare più rapidamente in caso di problemi di salute. È terminata la campagna di scavi invece nel parco archeologico di Medma a Rosarno. Presto verranno presentati gli interessanti risultati. Sentiamo. Buone notizie per il parco archeologico di Medma a Rosarno. Sta infatti per concludersi la campagna di scavi condotti nell'area sacra di Calderazzo da un'equipe di archeologi sotto la direzione di Fabrizio Sudano, i cui risultati saranno a breve resi pubblici. Già vi è stato un primo incontro nel mese di giugno con appassionati e studiosi, nel corso del quale sono stati mostrati i primi frutti del lavoro certosino compiuto dagli archeologi negli stessi luoghi dove nel 1913 Paolo Orsi rivenne la grande fossa sacra contenente migliaia di oggetti fittili e metallici ex voto donati dai fedeli medmei alle divinità venerate nel tempio. L'importanza delle attuali esplorazioni è dovuta al fatto che stanno affiorando i resti del santuario che un secolo fa il grande archeologo di Rovereto non riuscì a identificare. L'altro motivo che fa bene sperare per il definitivo decollo del parco è riconducibile alla notizia che nelle prossime settimane sarà firmata la Convenzione per la valorizzazione e tutela del parco tra i 4 enti che hanno responsabilità dirette nella gestione della struttura: Comune di Rosarno, Città Metropolitana di Reggio Calabria, Soprintendenza ai Beni Archeologici e l'Istituto Professionale per l'Agricoltura. Con tale atto si pongono le basi per un rapporto di collaborazione fra la Città Metropolitana, proprietaria di metà dei 13 ettari del parco, sin dagli anni 60 nella piena disponibilità dell'Istituto Agrario, che utilizza quei terreni per finalità didattiche e pratiche tecnico-agricole, la Soprintendenza che deve tutelare il patrimonio archeologico e il Comune di Rosarno che intende attivare tutte le iniziative intese a favorire la conoscenza, la fruizione e la valorizzazione del parco archeologico dell'antica Medma. Parliamo adesso di sport, perché gli stadi di Cosenza e Crotone non fanno dormire sonni tranquilli in vista delle prime gare casalinghe delle due squadre calabresi di Serie B. Al Marulla si lavora sul manto erboso e sulla struttura per terminare le opere di adeguamento dell'impianto e si attende anche l'ok della Commissione di Vigilanza e della Lega di Serie B. L'utilizzo dello Scida invece, dopo il parere negativo espresso dalla Commissione provinciale, è stato oggetto di un'ordinanza del sindaco pugliese che consente l'apertura per 9.000 posti. Ieri i cittadini e tifosi hanno sfilato per le vie della città. Il punto nel servizio di Gianluca Pasqua. I calciatori del Cosenza guardano con interesse la posa delle zone del San Vito Gigi Marulla.
I rotoli di erba attesi per la giornata di ieri sono arrivati questa mattina. Da quel momento è iniziato l'intervento che consentirà di ripristinare il manto erboso dell'impianto cosentino e permettere la regolare disputa della gara con l'Hellas Verona. Il prato del Marulla era l'elemento basilare della serie di lavori necessari per adeguare lo stadio ai criteri e ai parametri della Lega di Serie B. Spogliatoi, locali adibiti ad ospitare il direttore di gara e i collaboratori, sale mediche e antidoping e le aree destinate alla stampa sono state oggetto di restyling, così come all'esterno le tribune che adesso sono colorate di rosso, blu e bianco, mentre si lavora ancora e si dovrà lavorare in curva Nord Catena, dove in uno spicchio saranno sistemati i tifosi ospiti. Insomma, il servito Gigi Marulla, che sta tenendo col fiato sospeso i sostenitori, e non solo, è quasi pronto e in attesa di ricevere le autorizzazioni definitive da Commissione di Vigilanza e Lega DB per aprire i battenti e consentire l'esordio casalingo dei lupi di Braglia. A 100 km di distanza è in corso il braccio di ferro per l'agibilità dell'Ezio Scida, situazione diversa che vede protagonisti l'amministrazione comunale e la soprintendenza ai beni archeologici. La commissione di vigilanza ha espresso parere negativo all'utilizzo dell'impianto, ma il sindaco Ugo Pugliese non demorde. Ha firmato un'ordinanza per superare il problema, almeno per la gara interna con il Foggia, e sta lavorando per una soluzione più durevole. Intanto, cittadini e tifosi sono scesi in piazza per manifestare e chiedere alla politica e alle istituzioni di superare le divisioni e concedere a Crotone di giocare allo Scida. Già 2 anni fa, la tifoseria pitagorica fu costretta all'esilio a Pescara, proprio per attendere la costruzione delle strutture amovibili dell'impianto. Dopo 2 stagioni nella massima serie, si ripresenta lo stesso problema. Al di là delle beghe burocratiche si dovrà lavorare sodo per un nuovo stadio in una diversa area della città. Bene, questa era l'ultima notizia, io mi fermo qui, vi lascio al meteo, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci. Ben ritrovati da meteoincalabria.it. L'anticiclone torna a rafforzarsi sul Mediterraneo occidentale, garantendo pertanto tempo più stabile anche sulla nostra regione. Vediamo quindi le mappe in dettaglio. Domani sereno o poco nuvoloso ovunque. Nelle ore pomeridiane però non sono da escludere brevi rovesci su Sila Piccola e sulle Serre, temperature stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi. Domani mare sempre poco mossi, venti deboli generalmente da quadranti settentrionali un po' ovunque. Per ulteriori dettagli consultate il sito meteoincalabria.it. È tutto, grazie, appuntamento a domani. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.